Stanotte mia figlia ha fatto un grido dalla camera sua, mi sono alzata, andata da lei e dopo si è persa sensi, è caduta per terra. Ho chiamato l'ambulanza, hanno provato con lei per circa un'ora e niente da fare. Aveva compiuto 14 anni il 10 marzo, Marwa El Anqud. Poco dopo mezzanotte si è sentita male, la sorella e i genitori sono accorsi, ma la ragazzina, malgrado l'immediato intervento del SUEM di Crespano, non ha mai ripreso conoscenza. Il dramma in via Olivia, a Possagno, la sorella racconta le sue ultime parole. Ha detto ciao mamma, ciao papà. Ciao papà, Arrivederci. ciao mamma, arrivederci. Come se sapesse già che stava per morire. Marwa soffriva di asma, ma a stroncarla sarebbe stato un attacco cardiaco. Soffriva di asma, però quello che è successo niente, penso che non ha niente con l'asma, perché è andata a fare la spesa con me, era tutto il giorno tranquilla, fino alle 9 di sera era in cucina a cucinare. E quello che è successo stanotte non so, non riesco a capire. Se era un attacco di cuore, se qualcos'altro, non so. Potrebbe essere la procura ora a disporre un'autopsia per accertare le cause della morte della giovane studentessa. Faccio la scuola alberghiera e ieri verso le 9 di sera ha provato a fare delle ricette per la scuola, non aveva niente, non aveva proprio niente, stava molto bene. Marwa gli piaceva fare la cucina, vuole fare la cuoca, piace fare tante cose, ha voglia di vivere. Aveva voglia di vivere. La famiglia El Anqud ha altri 2 figli oltre a Marwa. Il sindaco di Possagno, Valerio Favaro, ha incontrato il padre stamattina offrendo l'aiuto del comune, ma le attestazioni di solidarietà sono state molte. Grazie a tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi per tutti. danza. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie.